Buongiorno, benvenuto, un saluto di benvenuto a tutti i presenti, alle autorità civili e militari in questo giorno importantissimo per la nostra città. Ho scoperto che i vittoriesi sono molto puntigliosi e si è dibattuto a lungo in questi ultimi giorni sulle date che hanno segnato il processo di fusione di Ceneda e Serravalle. Il 25 settembre 1866 i due consigli di Ceneda deliberarono di unirsi in un unico comune. Il 27 settembre il commissario del re Rodolfo d'Afflitto autorizzava con decreto i due municipi a fondersi. Il 24 ottobre i due consigli comunali delle due città di Ceneda e Serravalle venivano convocati congiuntamente per la prima volta. Una data importante è anche il 15 novembre del 1866, quando fu invitato a deporre la prima pietra di questo nuovo municipio, fu invitato il re, ma la data più importante, quella in cui la nuova Vittorio comincia ad esistere, è sicuramente il 22 novembre 1866. Da quel momento inizia la nuova Vittorio e cessano di esistere i due comuni di Ceneda e Serravalle. E quindi, a ricordarlo, in questa sala c'era una scritta, purtroppo cancellata dalle ristrutturazioni: la libera unione delle due città compievasi per decreto 22 novembre 1866 dal commissario del re sotto il glorioso nome di Vittorio. Nel salutarvi ancora, saluto in particolare le rappresentanze dell'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze, il Grande Ufficiale Francesco Galletta, il consigliere Ilva Sapora, già capo ufficio dell'Ufficio Rappresentanze, e il consigliere Gerardo Capozza, attuale capo ufficio dell'Ufficio Rappresentanze. Do la parola al Sindaco per il discorso di benvenuto. Onorevoli autorità, gentili ospiti, cari concittadini, al compiersi del 150° anno della storia della nostra città, l'amministrazione comunale ha promosso, con la collaborazione piena e convinta delle associazioni e delle categorie cittadine interessate, tutta una serie di manifestazioni concorrenti a dare a questa giornata le caratteristiche di festa della comunità, distribuite in diverse sedi di tutto il nostro territorio cittadino. A cominciare dalla cattedrale, dove il nostro vescovo stamattina, raccogliendo il testimone degli illustri suoi predecessori, ha ringraziato Dio per noi e con noi, per i doni elargiti a questa nostra terra e invocando le sue benedizioni su di essa per il tempo a venire e definendo la scelta di 150 anni fa coraggiosa. Qui ci troviamo oggi per celebrare della festa il momento istituzionale, rappresentato dalla consegna e presentazione del decreto del Presidente della Repubblica, attributivo del motto, del gonfalone e della bandiera della città. Un evento straordinario per la sua unicità, ma anche perché consacra in via definitiva alla storia della nostra città fatti di alto valore simbolico, fin qui oggetto, peraltro indiscusso, delle nostre scelte municipali. Riflettere, sia pure per brevi momenti, su tutto ciò è oggi doveroso. Sul motto Victoria Nobis Vita, che Camillo De Carlo sentì pronunciare per la prima volta, forse proprio allora coniato dal Duca d'Aosta, comandante della Terza Armata, l'Invita, il 25 dicembre 1917, rivolgendosi agli ufficiali del suo Stato Maggiore e accompagnando con esso gli auguri di quel triste Natale. De Carlo, che allora prestava servizio al comando aeronautica dell'Armata, ascoltò con profonda commozione quelle parole, che penetrarono nella sua anima e lì rimasero inchiodate e vive fino al giorno in cui egli rientrò con i primi soldati italiani nella sua città liberata. Lo ricorderà quel motto quando, a capo dell'amministrazione vittoriese, ordinerà la piazza davanti al municipio secondo il nuovo disegno e lo farà scolpire sui plinti di supporto delle aste delle grandi 4 bandiere. Da allora, ad ogni festa nazionale, il confine occidentale della piazza si fa tricolore e chiunque si fermi a leggere il motto scolpito sulle basi dei pennoni intende di quel gioioso fenomeno il senso e il valore. Poi la città ha lo stemma di cui si fregia il suo gonfalone.
E i vittoriesi sanno, e amano farlo sapere a chi vittoriese non è, che esso fu oggetto preciso di una norma del progetto di statuto per l'unificazione dei due comuni di Ceneda e Serravalle, norma che puntualmente recitava: lo stemma che verrà assunto dalla nuova città, ricordo che siamo nel settembre del 1866, risulterà dall'inquartatura giusta alle leggi araldiche degli due stemmi fin qui usati da Ceneda e Serravalle. Gli stemmi erano quello di Ceneda, uno scudo in campo rosso attraversato da una croce d'argento, e quello di Serravalle, uno scudo azzurro con in mezzo una croce d'argento. Le due formule usate dalla burocrazia araldica viennese in 2 anni successivi, il 1837 e il 1844, sono diverse, ma in sostanza le differenze tra i due stemmi riguardano soltanto i colori del campo. Ovvio che come risultato del nuovo stemma si accompagnino i due colori, a cominciare a richiamare i nuclei originari del nuovo comune. E qui varrà forse la pena di ricordare che quando i vittoriesi nel parlare dei colori del loro stemma usano il composito rosso-blu, non commettono errore alcuno, perché si sa, azzurro e blu sono sinonimi. L'alta valenza evocatrice dei simboli nello spazio di questa cerimonia sta in qualche misura condizionando lo stesso senso di questo mio discorso, ma sento che non potrei in altro modo condensare la lezione della storia della nostra piccola patria, tanto più in questa sala, testimone per decenni della sua vicenda civile, nell'alternarsi drammatico dei momenti felici della libertà e dei tempi bui della tirannide. E a fronte di questa piazza, in cui le più prestigiose figure delle istituzioni e della politica italiana hanno celebrato i grandi riti della vita democratica del nostro Paese. E sullo sfondo di quei giardini pubblici che la città volle a suo tempo dedicati al suo grande concittadino onorario Giuseppe Garibaldi. Giardini incorniciati a occidente da quel viale che fin dal 1905 i nostri padri vollero intitolare a Trento e Trieste, nell'auspicio della redenzione di quelle due città che 13 anni dopo proprio la vittoria di Vittorio Veneto avrebbe ottenuta. All'interno di questa complessa e affascinante cornice di simboli stanno la storia e la realtà di quell'opera con cui, celebrato il 22 novembre 1966 il primo centenario di Vittorio Veneto, si aperse la vicenda del cinquantennio che oggi chiudiamo in festa. Il monumento, perno e simbolo della comunità civile vittoriese e della sua storia, cominciò a vivere proprio nel 1966, quando di esso si parlò in Consiglio Comunale e su di esso, sulla sua necessità, su quello che doveva rappresentare, un gruppo di suoi rappresentanti trattò a lungo, in reiterati incontri, con Augusto Mürer, il grande artista che avrebbe dovuto realizzare l'opera, scelto dall'amministrazione col convinto consenso di tutti. Sul tema del monumento ai caduti si è parlato a lungo a Vittorio, fin dall'immediato indomani della vittoria del 1918. E l'entusiasmo per la vicenda e il giustificato orgoglio di aver dato ad essa il nome stesso della città, che da allora era diventata la più celebrata e amata tra tutte le città italiane, aveva suggerito via via le più mirabolanti proposte di strutture gigantesche. Si può dire che nessuna delle cime delle montagne qui intorno, dal Pizzocco al Monte Altare, fu risparmiata dalla fantasia di artisti e progettisti come basi ideali di memoriali grandiosi. Ma si pensava troppo in grande, al di là dei limiti del principio stesso della realtà, per cui, un poco alla volta, ci si rese conto che i grandi progetti erano semplicemente irrealizzabili e si misero da parte, e con essi si finì col parlare sempre meno anche del monumento, finché non se ne parlò più, e la memoria dei caduti fu affidata alle lapidi sull'entrata del municipio, sulla quale veniva apposta la corona d'alloro alla fine della cerimonia commemorativa ogni 4 novembre e ogni 25 aprile. E le persone presenti che compievano il rito ogni volta provavano il rammarico e l'umiliazione di vedere ripagato in modo così inadeguato il sacrificio di quanti, senza nulla chiedere per sé, avevano dato il loro sangue per la salvezza e la libertà di tutti noi. Di questo si parlò con Mürer, me lo disse chi partecipò agli incontri. E tutti insieme gli chiesero che il monumento fosse all'altezza della gente, che potesse avvicinarlo, camminargli intorno, e parlasse del risorgimento,
da cui nacque Vittorio, e della Grande Guerra, per la quale diventò Vittorio Veneto, e dell'altra guerra mondiale e dei lager, e della resistenza per cui Vittorio Veneto è medaglia d'oro, e del profugato e dell'emigrazione, che i vittoriesi impararono a sperimentare fin dal principio della loro storia. E infine, sulla base del passato glorioso, illuminasse la fiducia e la speranza il futuro dei vittoriesi, i quali, diciamo la verità, dopo qualche momento di perplessità, ci fu perfino chi protestò perché il monumento, che pure raffigurava soldati, non si vedeva nemmeno un'arma, sono andati via via affezionandosi col loro monumento, sentendolo pienamente in armonia con lo spirito di questa terra. E si sono andati moltiplicando e continuano ad aumentare coloro che, venendo a visitare Vittorio Veneto, lo considerano obiettivo fondamentale da ammirare e da leggere. E così possono riflettere anche sull'epigrafe che lo illustra, dettata dal nostro compianto onorevole Francesco Franceschini. Gloria di eventi vittoriosi, qui per sempre corona secolari aneliti della patria, indipendenza, unità, libertà, consacrando il risorgimento del popolo nell'olocausto dei figli, ai non immemori insegna le vie aperte della fraternità, della pace, illuminando di fede l'ardua ascesa degli italiani. 1966. Così si può dire inizia il cinquantennio di cui oggi noi celebriamo la conclusione, che, propiziato da un insieme suggestivo di simboli, è stato per la comunità storia di uomini, di fatti, di cose. Storia su cui abbiamo riflettuto in tanti in questi ultimi tempi, pensando a come avremmo potuto presentarla per poterla leggere tutti insieme. Di fronte all'immensa impresa, troppo superiore alle nostre forze, abbiamo pensato di scegliere un'idea semplice, ma non per questo penso meno significativa, quella di presentare, nella mostra che stamattina abbiamo inaugurato, i volti di una rappresentanza di vittoriesi ora scomparsi che nei loro mestieri, nell'impegno professionale o comunque per la loro originale presenza nella società, lavoratori, imprenditori, professionisti, artisti, scrittori ed altri, hanno contribuito in modo rilevante a dare forma e vita alla nostra comunità e a far diventare Vittorio Veneto in questo cinquantennio quella che oggi è. Cittadini esemplari, degni di onore. E poiché abbiamo coscienza che le immagini esposte formano un elenco probabilmente incompleto, dico fin d'ora che saremo grati a chi, avendo colto una lacuna, vorrà fornirci i dati del personaggio mancante, e ciò in vista di un compendio memoriale che compileremo dopo la chiusura della mostra. Storie di uomini, di fatti, di cose, dicevo. Fatti e cose che hanno via via segnato la storia di questi 50 anni e che ora documentano la fisionomia della Vittorio Veneto presente. Da un confronto che a molti nostri concittadini potrà essere distrattamente sperimentato, si possono trarre molti elementi idonei a giustificare l'affermazione che dal 1966 ad oggi Vittorio Veneto è decisamente cambiata. E che sia cambiata in meglio non mi sembra che sia un'impressione senza fondamento. Volendo fare anche solo un elenco limitato delle opere di iniziativa pubblica, possiamo annoverare la dotazione e la qualità del sistema stradale, l'insieme dei servizi scolastici, quello sanitario, a partire dal nuovo ospedale, la zona industriale, perno e fondamento dell'economia vittoriese, i servizi assistenziali, gli impianti sportivi, il centro cittadino che va assumendo una nuova convincente fisionomia. Non mancano, per dire il vero, criticità. Prima su tutte la principale arteria cittadina, da via Rizzera a Serravalle, il cui integrale recupero, specie nel tratto meridionale, non potrà non essere oggetto di un intelligente intervento. Questo per dire, a titolo di esempio, che la constatazione della Vittorio Veneto cambiata in meglio negli ultimi 50 anni non ci può lasciare pienamente soddisfatti e che di più e di meglio si poteva, si può e si potrà fare. E si potrà se, come mi auguro ognuno di noi vittoriese, a cominciare da quanti sono investiti di responsabilità pubbliche, in primis Giunta e Consiglio Comunale, farò la propria parte in spirito costruttivo di unità e di concordia. Oggi facciamo festa quindi, con le tante iniziative in programma rese possibili dalla generosa collaborazione con la pubblica amministrazione
di tanti cittadini, singoli cittadini, di numerose associazioni, che qui vivamente ringrazio, assieme ai dipendenti comunali che si sono prodigati per la buona riuscita anche di questa giornata. Ma domani è un altro giorno e la sfida col futuro ricomincia. Mi verrebbe qui da usare la formula inglese diventata tanto popolare. Yes, we can, sì, ce la possiamo fare. Ma il nostro motto latino va meglio e i vittoriesi non hanno bisogno di traduzione. Victoria nobis vita. Buon compleanno, Vittorio Veneto. Grazie signor Sindaco, anch'io mi associo nel ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questa giornata. E do ora la parola all'assessore Barbara Denardi per una descrizione accurata dell'iter breve, come vuole, dell'iter amministrativo del nuovo gonfalone. Grazie. Grazie. In occasione dell'avvicinarsi del 150° anniversario di costituzione della nostra città, l'amministrazione ha intrapreso un percorso di approfondimento sugli emblemi araldici di Vittorio Veneto, alla luce anche di quanto era già emerso nel corso delle precedenti amministrazioni, e cioè che il motto in uso a Vittorio Veneto non era mai stato ufficialmente concesso, e così pure lo era per il gonfalone. Negli anni sono state molteplici e diverse le versioni utilizzate e introdotte dello stemma dell'ente e dei suoi ornamenti, sia nelle versioni a stampa, sia per quanto riguarda l'inserimento dello stemma stesso nei diversi esemplari del gonfalone che si sono via via succeduti, sia per le fasce, sia per il motto, che a volte veniva utilizzato e a volte no. Grazie all'impegno dell'assessore Miatto e allo studio commissionato ad una ditta esterna qualche anno fa, erano stati riscoperti i colori originali dello stemma, molto più chiari di quanto la prassi recente avesse portato ad imprimere nell'immagine in uso. Da allora venne fatto un primo passo verso l'uniformità dell'uso dello stemma, imponendone un'unica versione, quantomeno per tutti i materiali a stampa prodotti dall'ente e dalle associazioni che con esso collaborarono. Del resto, la stessa corona rappresentata nel nostro stemma non era più conforme alla legge vigente già in base al Regio Decreto 652 del 7 giugno 1943, articolo 96, e al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011, articolo 5, lettera A. E nella pratica, l'ultima versione del gonfalone l'aveva già superata, adottando gli ornamenti corretti in base alla vigente normativa, sopravvenuta rispetto alla prima concessione, o meglio all'unica concessione del nostro stemma. Pertanto da subito abbiamo ritenuto che fosse necessario e opportuno porre rimedio a questa molteplicità di interpretazioni grafiche dello stemma e alla carenza di formalizzazione del motto, ponendo al di sotto dello scudo della nostra città quel motto Victoria nobis vita, di cui abbiamo appena sentito parlare, secondo le regole araldiche, fino a farlo diventare parte integrante dello stemma secondo la normativa attualmente vigente. Il glorioso motto Victoria nobis vita, che come abbiamo sentito già fu del Duca d'Aosta, comandante dell'Invita Terza Armata, e venne introdotto nel patrimonio storico e ideale cittadino da Giacomo Camillo De Carlo, a perenne ricordo di un'epopea che impresse in eterno il nome della nostra città tra le pagine più dense di storia e più intense della storia del nostro paese. Abbiamo quindi ritenuto necessario e opportuno intraprendere questo percorso e quello appunto di concessione, dell'istanza di concessione dello stemma per includervi il motto e di ottenere contestualmente la concessione ufficiale del gonfalone e della bandiera, con i requisiti conformi ai dettati araldici, pur nel rispetto della storicità dello scudo che è rimasto perfettamente invariato. Intrapreso quindi da subito un dialogo con l'ufficio araldico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvata la relativa delibera da parte del Consiglio Comunale nel gennaio di quest'anno, sono stati realizzati i bozzetti ufficiali da poter allegare alle due istanze, una rivolta al Presidente della Repubblica e l'altra al Presidente del Consiglio dei Ministri,
che ho avuto l'onore e il privilegio di poter presentare personalmente nello scorso luglio presso l'ufficio araldico dal dottor grande ufficiale, dottor Galetta. Da qui è scaturito un percorso che vede la propria coronazione nella giornata odierna, con la consegna di quei decreti che fra poco vedremo. Auguro a tutti e a ciascuno di noi che i conseguiti emblemi siano un simbolo di interessi e ideali condivisi e continuino a testimoniare nel tempo l'amore nostro e di chi ci ha preceduto per la nostra amata Vittorio. Un ringraziamento particolare comunque mi sento di fare in questo momento a Michele Fiaschi e a Rosaria De Biasio per aver reso possibile, con la loro generosa e volontaria collaborazione, questo momento che per tutti è molto intenso e che adesso andremo a vivere. Grazie. Do ora la parola al grande ufficiale Francesco Galetta dell'ufficio del cerimoniale di Stato per le onorificenze. Prego. Signor Sindaco, signori amministratori, autorità tutte qui convenute, signore e signori. Le mie poche parole introduttive valgono ad esprimere a tutti loro il mio grazie per una così prestigiosa presenza ed abbiano il significato di un inquadramento istituzionale relativo alle circostanze che hanno dato luogo al decreto del 19 agosto scorso, con cui Vittorio Veneto ha visto sancito il suo motto, il suo gonfalone e la sua civica bandiera. Al riguardo non risulti ultroni alla sintetica premessa relativa al particolare interesse che lo Stato riserva ai simboli, specialmente se trattasi di stemmi e vessilli. È ben noto a tutti voi che fu il Costituente a sancire dopo il cambiamento istituzionale gli emblemi dello Stato. L'articolo 12 della Costituzione stabilisce infatti il glorioso vessillo nazionale, mentre il decreto legislativo del 5 maggio del 48 ne sancisce l'emblema. Invece, l'articolo 11 della legge 13 del 1991, che determina gli atti da adottarsi nella forma del Presidente della Repubblica, demanda al Capo dello Stato la concessione di stemmi, di gonfaloni e di bandiere. Da qui il palesato intendimento dell'amministrazione comunale di ottenere un provvedimento che sancisse definitivamente e in ogni dettaglio, vuoi strutturale che coloristico, quanto già da tempo acquisito al patrimonio immateriale della comunità. Infatti, Vittorio Veneto, pur nel legittimo possesso di un gonfalone, di una bandiera, di un motto, non aveva mai ottemperato alla richiesta per il loro formale riconoscimento. Pertanto l'incontro di oggi è anche il tributo alla solerzia con cui il civico consesso ha curato presso le istituzioni competenti le prescritte procedure. Procedure che hanno avuto un iter fondamentalmente lineare, grazie anche alle sinergie instauratesi tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e amministrazione comunale. Quest'ultima, peraltro, ottimamente coadiuvata da valenti studiosi e cultori della materia. E pertanto mi sia consentito formulare un doveroso ringraziamento, in primis all'assessore, la dottoressa Barbara De Nardi, di poi al cavaliere Michele Fiaschi per la sua disinteressata e proficua collaborazione e un incommiabile grazie e apprezzamento alla dottoressa Rosaria De Biasio per la sua perfetta esecuzione delle miniature, parte integrante del provvedimento presidenziale e che d'ora in poi saranno archetipi di ogni futura rappresentazione araldica, in modo che non vi sarà più alcuna incertezza per la esatta figurazione dello stemma, del gonfalone, della bandiera. Un particolare apprezzamento al sindaco Tonon e al presidente del Consiglio Comunale, l'ingegnere Silvano Tocchetta, il cui sapere è e resterà il filo conduttore di tutta l'odierna manifestazione,
con lodevole chiarezza ci hanno erudito cronologicamente sulla storia di questa generosa terra, dai tempi dell'impero austro-ungarico sino ai giorni nostri, esaltando la peculiarità dell'odierna manifestazione. Grazie Sindaco per averci fatto rivivere con dovizia di particolari gli eventi salienti di questo microcosmo vittoriese nei suoi 150 anni di storia, ma soprattutto grazie per averci fatto rivivere emozionanti ed eroiche pagine della nostra storia patria. Le dissertazioni del Sindaco hanno pienamente colto il motivo araldico della vicenda sul vostro stemma, che andiamo a ribadire e forse aggiungo una data nuova, 23 agosto 1866, che è quella in cui le due amministrazioni hanno creato il progetto di statuto. È in quella data che ognuno singolarmente hanno deciso questo progetto di statuto che poi si verificherà. E nel progetto di statuto, immediatamente dopo l'auspicio che l'istituenda città potesse fregiarsi dell'augusto nome di Vittorio, viene deliberato l'assunzione della nuova struttura araldica da fornire allo stemma della novella cittadina. E come già ha precisato il Sindaco, così viene definito lo stemma che verrà assunto dalla nuova città, risulterà dall'inquadratura giusta delle leggi araldiche degli due stemmi fin qui usati da Ceneda e Serravalle. Decisione encomiabile, nonché in perfetta sintonia con lo spirito di piena uguaglianza alla base della fusione stessa delle due municipalità. Per onestà di ricerca è bene ricordare che i due stemmi erano stati regolarmente concessi dall'imperatore d'Austria con sovrana risoluzione del 15 ottobre del 36 per Ceneda e il 6 settembre del 44 per Serravalle, quando i due comuni erano parte integrante dell'allora regno del Lombardo-Veneto. Ulteriore motivo questo per apprezzare il deliberato intento di conservare in un'unica arma le antiche insegne, tanto più che il prefissato obiettivo era il risultato di una fattibilissima operazione tecnica, constatata la sorprendente similarità dei due emblemi da inquartare, se si eccettua la diversa coloritura dei campi che per Ceneda era il rosso e per Serravalle l'azzurro. Peraltro non tutti sanno che il percorso iniziale dello stemma, destinato a rappresentare congiuntamente cenedesi e serravallesi, risultò alquanto accidentato e che solo nel 1872 ebbe il suo epilogo felice. Infatti un decreto ministeriale del 25 gennaio, a ben 6 anni dall'avvenuta unificazione, ne statuì la forma e il contenuto, così come auspicato dalle due municipalità. Flusso e riflusso della storia. Anche oggi solennemente formalizziamo quanto già in loco pacificamente in essere. È innegabile infatti che l'azzurro e il rosso fossero da tempo i colori distintivi di questa dinamica città, ma solo con l'attuale provvedimento presidenziale i Signa di Vittorio Veneto a pieno diritto entrano a far parte di quel corpus araldico nazionale che gradualmente si sta formando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto oggi il nostro plauso sia anche il dovuto riconoscimento alla concretezza con cui l'amministrazione comunale ha voluto definitivamente consegnare alle future generazioni una irreprensibile e corretta araldica civica quale patrimonio ideale e inalienabile di tutta la comunità. La blasonatura contenuta nel decreto presidenziale enuncia con rigore e la sintesi che è propria del lessico araldico ha fissato definitivamente sia la sua struttura iconologica sia i suoi smalti, nonché i debiti ornamenti onorifici attribuiti al suo antico e sempre riconosciuto rango di città. Infine, e non per questo di minore interesse, ha correttamente blasonato la elegante lista con l'aulica espressione
Victoria Nobis Vita, adottata agli inizi degli anni 30 del secolo scorso, quale prezioso motto a ricordo della memorabile battaglia di Vittorio Veneto, che segnò l'epilogo della Grande Guerra e il ritorno all'agognata pace. Cittadini tutti di Vittorio Veneto, gli emblemi che oggi presentiamo sono l'ottimo connubio tra le non derogabili leggi del blasone e le più che centenarie vostre aspettative. A chi leggerà l'embletica figura, la croce d'argento racconterà della millenaria e gloriosa storia di questa nobile terra, e l'azzurro e il rosso saranno muti testimoni della agognata unità che si sostanziò nel lontano 1866. Ed infine l'eroica espressione Victoria Nobis Vita, a volte ingiustamente commentata, non ricorderà l'offesa della guerra, ma rammenterà a tutti il civico dovere della difesa e della salvaguardia dei lusinghieri risultati ottenuti dai vostri padri nel governo della cosa pubblica e nel disbrigo delle attività economiche, sociali e culturali. L'augurio mio sincero è che il ricordo di tutto ciò resti nelle vostre menti e nei vostri cuori come sono ormai definiti nel provvedimento formale che oggi vi viene consegnato. Non voglio approfittare ulteriormente della vostra pazienza con argomenti della cui specificità sono conscio. So di aver abusato oltremodo della vostra cortesia, ma in questa gioiosa e amorosa marca mi è stato di grande conforto la vostra partecipazione attenta e cordiale. Taccio, ma permettetemi di ringraziare il sindaco Tonon e l'amministrazione comunale tutta per un'accoglienza così amichevole e termino augurando a Vittorio Veneto ogni meritato successo e formulo prosperi, felici traguardi a tutti ed a ciascuno di voi. Grazie, grazie di cuore. Molte grazie anche da parte mia. Do la parola al consigliere Ilva Sapora, già capo ufficio appunto dell'ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze. Pie, prego. Autorità tutte, buongiorno. Vi ringrazio intanto, gentili signore e signore, per essere qui e per averci accolto con così grande affetto e grande partecipazione. Un grazie rivolgo anch'io al sindaco Tonon, che è stato, diciamo così, cortese con le sue parole di accoglienza, e vogliate gradire il mio deferente saluto. Trovarmi in questi luoghi così colmi di eccezionali primati di storia, di cultura, di bellezze architettoniche e paesaggistiche e soprattutto nella terra dove si realizzò la nostra unità nazionale è motivo per me di forte e grande commozione. È un onore di grande significato essere qui in questa generosa e gloriosa terra per le solenni occasioni della consegna del provvedimento presidenziale che ha sancito il pieno possesso della città di Vittorio Veneto dei suoi emblemi araldici. Emblemi cui le asseverazioni rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e dal Presidente della Repubblica hanno conferito ulteriore lustro e prestigio. Signor Sindaco, l'aver voluto presentare ufficialmente le insegne civiche nel giorno in cui la città festeggia il suo 150° anniversario di fondazione rende questa manifestazione ancora più ricca di civici significati. Sono rare le occasioni in cui una pratica amministrativa si incarna in persone reali, mostra i luoghi, le atmosfere, innesta i simboli alardici nella loro cornice naturale, all'interno delle sedi del governo delle grandi e piccole comunità della nostra penisola. Pertanto,
Ho accolto volentieri l'invito perché l'ho interpretato soprattutto come un riconoscimento all'attività svolta dall'ufficio che ho diretto per tanti anni con tanta passione e che è uno tra i pochi della pubblica amministrazione a svolgere un ruolo di vera e propria consulenza specialistica. L'araldica è una materia tanto affascinante quanto complessa che non tutti conosciamo, che ha elaborato nei suoi 10 secoli di evoluzione un sistema rigoroso di regole, di codici, di termini, di stili. Lo stemma non è un logo, non è un marchio, non deve sollecitare o fidelizzare potenziali clienti, non deve piacere a tutti i costi, ma ogni città ha il suo stemma e la sua carta d'identità, la propria carta d'identità. Nello stemma si riflette il genius loci di una collettività, il suo spirito, la sua identità storico-ideale. Ed è per questo che il punto di partenza ineludibile dell'iter procedurale è un'accurata ricostruzione del passato simbolico di una comunità. È quasi un secolo e mezzo che l'ufficio araldico, con diverse denominazioni, sotto diverse forme di governo, rappresenta il primo e più affidabile riferimento per gli enti pubblici e per i singoli cittadini, e non solo in campo araldico, ma anche in quello onorifico. Sono veramente molto orgogliosa nel sottolineare che da 30 anni a questa parte coloro che si sono succeduti nella responsabilità tecnica della struttura araldica di Palazzo Chigi ne hanno fatto un foro d'eccellenza scientifica e dottrinaria. Pertanto non è superfluo che io ricordi, e lo faccia con vero compiacimento, l'incontro che avemmo io e l'amico Francesco Galetta alcuni anni fa con una nutrita rappresentanza di comuni di questa dinamica provincia. La riunione voluta e ottimamente organizzata dalla Prefettura di Treviso e dall'allora prefetto in carica, nonché amico dottor Aldo Adinolfi, dicevo, questa riunione nata con lo scopo di sensibilizzare gli amministratori locali sul tema degli emblemi comunali, si rivelò nella forma e nella sostanza un vero seminario araldico, il cui fecondo risultato è anche questa bella cerimonia che stiamo celebrando. Sono quindi oltremodo lieta di questa calorosa manifestazione. Essa è anche precipuo riconoscimento dell'attività araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nella sua paziente e ininterrotta attività ha raccolto consensi di notevole portata e formale e sostanziale. Signor amministratore, signor sindaco, l'odierna manifestazione resterà nella memoria dei vostri cittadini, quale tributo allo zelo con cui avete creato tutto l'iter procedurale presso le istituzioni competenti, ma soprattutto per avere contribuito a dare al vostro stemma, al vostro convalone, alla vostra bandiera, una iconografia in tutto conforme alle prescrizioni del blasone. E sulla bandiera vorrei aggiungere qualcosa. A voi tutti qui convenuti, permettetemi di concludere questo breve intervento formulando un pensiero doveroso all'emblema degli emblemi, ovvero alla nostra bandiera nazionale. La Carta Costituzionale, all'articolo 12, così stabilisce: la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a bande verticali e di uguali dimensioni. Indubbiamente una descrizione priva di enfasi, scevra di ogni retorica. Ma quante gloriose pagine di storia patria sono state scritte alla sua ombra da quel lontano 7 gennaio 1797. Quanti accadimenti, quante
quante gesta eroiche, quante privazioni, quanti lutti per poter consegnare ai nostri figli una nazione che, come detta l'articolo 5 della Costituzione, è unica e indivisibile, ma che riconosce e promuove le autonomie locali. È quindi un grande privilegio, comunanza di intenti, concludere questo breve intervento con le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica in occasione della Giornata Nazionale del Tricolore, commemorata al Quirinale il 7 gennaio scorso. Il tricolore italiano, afferma il Presidente Mattarella, è patrimonio irrinunciabile di valori, di significati, di radici comuni, è simbolo di unità del nostro Paese, è rappresentazione dei valori di democrazia, di giustizia sociale, di rispetto dei diritti dell'uomo e di solidarietà. Signor Sindaco, signori amministratori, l'augurio mio è che parimenti le vostre insegne siano specchio di unità, di uguaglianza, di giustizia e libertà, che possano degnamente figurare nelle vie e nelle piazze, non solo della vostra città, ma in ogni parte della nostra diletta nazione. Auguri, buona giornata. Grazie. Prima di dare la parola al consigliere Gerardo Capozza, attuale capo ufficio, non l'ho fatto prima ma lo faccio adesso, tra le autorità e tra i sindaci delle città vicine presenti mi piace salutare 3 dei passati sindaci di questa città, Giorgio Pizzol, Giancarlo Scottà e Antonio Della Libera. Signor Sindaco, grazie per questa bellissima occasione che mi dà oggi ad essere qui presente a Vittorio Veneto. Saluto le autorità presenti, i cittadini, perché quando mi è arrivato il suo invito c'è stato un sussulto emotivo nella lettura di quella lettera, perché oggi sono qui in veste ufficiale, istituzionale. Mi dispiace che è assente il prefetto, perché questa è una giornata storica che, manco a farlo apposta, i miei colleghi che mi hanno preceduto hanno ripercorso tutte le tappe, le difficoltà. Io credo che a volte è mancata anche la sensibilità istituzionale, perché voi avete voluto regolamentare un qualcosa che era stata fatta dalle autorità locali, ma non era stata mai sancita da quella che era la norma nazionale, e in particolar modo il riferimento è stato più volte citato alla Costituzione. Questo è un bel segno del sindaco, all'amministrazione comunale e a chi ha curato poi questa vicenda, che non è solo un evento per ricordare o ripercorrere, ma non so se avete notato, più volte è venuto fuori nel discorso dei termini, l'unità, i valori, il ricordo, perché questi sono, non condivido chi oggi parla solo di futuro, di nuovismo, eccetera, ma noi dobbiamo partire dalle nostre radici, dalla nostra storia, per poter programmare il futuro, per evitare gli errori fatti nel passato. E qui questa terra ha visto la famosa battaglia di Vittorio Veneto, dove, dicevo, il secondo motivo per cui ho accettato di ben grado è che mio nonno è cavaliere di Vittorio Veneto, quindi ha combattuto qui, ha visto, era un cavaliere, sì, era dalla cavalleria, e quindi c'è stata questa ulteriore motivazione per cui ho apprezzato questa iniziativa, perché è giusto ricordare che per l'unità d'Italia, per conquistare queste terre, tanti giovani hanno dato il loro sangue per avere l'Italia unita e un'Italia rispettosa e rispettata. Ecco perché io do un valore, diciamo, importante, dicevo giornata storica, perché a distanza di 150 anni
pur nel ricordo che potrebbe sembrare, come dicevo prima, retorico, c'è un fatto istituzionale che niente meno porta la firma del Presidente della Repubblica sul riconoscimento che vi viene fatto. Quindi io concludo, perché non voglio dilungarmi, nel ringraziare tutti quanti voi, e credo che la strada che avete intrapreso, caro Sindaco e cari amministratori, la dovete continuare, perché ritengo che lo sviluppo di una civiltà si faccia partendo dalla propria cultura, dalla propria storia. Tutto quello che è discorso prettamente diciamo pratico, molto spesso economico, che si fa nelle nostre realtà, perché questa è una realtà molto simile alla mia, pur essendo a 1000 chilometri di distanza, sono discorsi di breve raggio, di corta visione, che non portano certamente a nulla di positivo e a nulla di rispettoso che si deve avere del territorio, della gente e di tutti quelli che hanno contribuito a che questo territorio fosse quello che oggi è. Io non so se continuando con la superficialità o con il campanilismo cieco che a volte si porta avanti per motivi contingenti. Voi avete usato spesso la parola unità. Io non so se sempre c'è anche in queste fasi, ma se non c'è, sicuramente questo è miopia, perché ci sono momenti dove deve essere il confronto politico sui programmi, sulle linee e sulle altre cose, ma su momenti come questi, che segnano la storia di una civiltà, di un popolo, non ci possono essere deroghe a chi che sia, perché diversamente vuol dire che a questa terra e a questo popolo non si vuole bene. Io concludo, perché dobbiamo passare poi alla fase operativa, diciamo, e conclusiva di questa cerimonia, e ringrazio tutti i presenti per l'onore che mi avete concesso, sia dal punto di vista istituzionale che da quello privato, come vi avevo detto. Grazie. Procediamo ora alla consegna ufficiale del decreto presidenziale e delle miniature. Ecco le miniature del simbolo e del gonfalone della città. Ed ora invito le autorità ad avvicinarsi al nuovo gonfalone per lo scoprimento ufficiale. Barbara, anche tu. Ecco, c'è un momento altrettanto importante, il cambio della fascia con le nuove specifiche, con i nuovi simboli. Ecco, il sindaco dismette la vecchia fascia e indossa quella nuova. Ed ora c'è un altro momento importante, l'ingresso della bandiera comunale
scortata dai genitori di alcuni bambini dell'asilo nido comunale. Con naturalmente i bambini e anche con la bandiera costruita dai bambini stessi. Quindi li invito, si stanno preparando. E li accogliamo con un grande applauso naturalmente. Entrate pure. Ecco, entrino pure anche i genitori. Magari andate da quella parte. Grazie, e naturalmente facciamo vedere. E adesso ecco la bandiera dei bambini con i colori di Ceneda e Serravalle e quindi di Vittorio Veneto. Naturalmente sono un po' spaesati. Sì, sì. Quelle sono naturalmente le mani di tutti i bambini del nostro asilo nido. Ecco, vediamo anche quella, la alziamo. Ecco, se possiamo alzare la bandiera in modo da poterla vedere tutti quanti. Ecco, alziamola su un attimo, un po' più alta. Bellissima. Molto molto bella. Bene, un ringraziamento naturalmente a tutti quelli che hanno lavorato, le insegnanti in particolar modo. E adesso ci avviamo verso la conclusione. Io invito qui vicino a me il tenore Elvis Fanton per cantare l'inno d'Italia. Prego. Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la pioma che schiava di Roma, Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la pioma che schiava di Roma, Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì. Bene, nel ringraziare tutti, la cerimonia è giunta alla conclusione e siete tutti invitati a un momento conviviale, Vindonor presso la sala giunta, qui sulla mia destra, del Palazzo Municipale. Grazie a tutti e buon compleanno Vittorio Veneto.